Finalissima di Coppa Italia Eccellenza allo stadio Bozzi di Firenze, la Solbiatese affronta i siciliani del Paternò per provare a mettere la ciliegina sulla torta e salire in D. I siciliani però sono avversari ostico, secondi in classifica e a loro volta agguerriti e determinati e partono fortissimo. Lancio lungo di Romano, spunto di Maimone, scarico per Micoli, tiro botta sicura, si salva, Seitai. Dall'altra parte provano subito a cercarsi Torraca e Scapinello, tiro del capitano che va però abbondantemente largo, ma il Paternò a fare la partita in avvio coi cross dalla destra di Panarello che creano grattacapi. Prima esce Seitai travolto da Micoli, poi il Paternò troverebbe il gol con Belluso, ma si alza la bandierina dell'assistente che ferma tutto per una posizione di fuorigioco, ma è buona la terza per i rossazzurri, altro cross dalla destra e tiro al volo da parte di Asero a incrociare, gol bellissimo, Seitai incolpevole e tutti i giocatori ad esultare sotto lo spicchio dei tifosi siciliani giunti a Firenze. Paternò avanti con merito al quarto d'ora della ripresa, la squadra di Raciti prova ad approfittare del momento e va alla conclusione da fuori con Belluso, vola in corner Seitai col pallone destinato all'incrocio. Nel finale di tempo però esce la Solbiatese, spunto di Mondoni, ricevuti prova un tacco a cercare i compagni ma libera la difesa del Paternò, poi da un'accelerata sulla sinistra di Torraca arriva il tiro a giro da parte di Manfrè, abbondantemente largo. Con le immagini nella ripresa la Solbiatese parte decisamente meglio, verticale per Torraca che va via sulla sinistra, palla per Mondoni che cerca lo spazio per concludere, tiro deviato in corner, ma è una buona Solbiatese che al minuto 13 trova l'occasionissima per pareggiare, Mondoni ispira la corsa di Torraca, il numero 9 entra in area, sul cross liberato arriva il tiro al volo di Mondoni e palla presa di mano da un difensore del Paternò, l'arbitro indica senza dubbi il dischetto, dagli 11 metri va Scapinello che angola ma Romano intuisce e para il rigore al capitano della Solbiatese, occasione persa mentre tutti abbracciano Romano che si supera anche poco dopo sulla girata di Torraca respinta coi piedi. Entra Colombo, subito spunto del numero 11 che porta al tiro mira, conclusione centrale, si fa male nell'occasione il play. Rota va per la difesa 3, Sorrentino da braccetto mette in mezzo il cross ma la girata di testa è complicata e larga. Al tempo stesso il Paternò prova a chiuderla in contropiede, verticalizzazione cercando la corsa di Micoli, si salvano Novello e Seitai. Dall'altra parte la Solbiatese attacca a testa bassa ma manca il vero e proprio tiro in porta col Paternò che invece è più incisivo ma con Seitai sempre attento come in questa occasione a far suo il pallone. Ultime chance per i nerazzurri sul cross di Sorrentino, frustata di testa di Novello sul quale miracoloso Romano ma con la bandierina dell'assistente alta. Poi dopo lo spunto sulla sinistra da parte di Colombo arriva questo tiro a botta sicura di Torraca ma Sangaré interviene spaccata e mura il tiro del numero 9. Infine su un cross dalla destra la girata di Novello che non crea grattacapi e così al triplice fischio finale si scatena la festa del Paternò che riporta in Sicilia la Coppa dopo più di 20 anni. Per la Solbiatese tanto amore in bocca ma anche tanta sportività nel finale. I nerazzurri infatti dopo la festa vanno a salutare prima i propri tifosi giunti a Firenze, poi i tifosi del Paternò ricevendo un lungo applauso prima della grande festa dei siciliani allo stadio Bozzi e il Paternò ad alzare al cielo la Coppa. È mancato il gol, purtroppo la realtà è quella, abbiamo avuto oltre al rigore almeno 2 o 3 occasioni abbastanza limpide per poter pareggiare, non siamo riusciti a pareggiarlo nell'ambito di un secondo tempo totalmente dominato perché comunque il Paternò aveva speso molto nel primo tempo e si erano abbassati quindi ci avevano concesso totalmente la gestione della partita, peccato perché veramente il secondo tempo pensavo di riuscire a ribaltarla, anche perché ripeto vedevo gli avversari anche in difficoltà fisica, purtroppo non siamo riusciti e dobbiamo solamente adesso elogiare il Paternò che ha fatto la propria partita e ha portato a casa la Coppa e la promozione in Serie D. Però se l'altra volta onestamente gli avversari si erano dimostrati nettamente superiori, quest'anno onestamente credo che ci fosse molto più equilibrio tra le due squadre. Peccato perché secondo me è veramente una partita che potevamo quantomeno pareggiare nei 90 minuti e poi vedere cosa succedeva nei supplementari, però purtroppo è andata così, mi dispiace, soprattutto per i ragazzi che hanno fatto comunque un'ottima prestazione e sono molto amareggiati come potete vedere, quindi rinnovo gli complimenti al Paternò ma soprattutto ai miei ragazzi che sono stati encomiabili. Non tutti gli anni capita a giocatori, allenatori di venire a fare una finale di Coppa Italia nazionale, di poter alloggiare a Coverciano e allenarsi a Coverciano per un paio di giorni, quindi sicuramente per loro sarà anche un
un livello di crescita veramente importante dal punto di vista sia sportivo ma anche umano. Peccato che non sia coronato un sogno, perché veramente secondo me oggi qualcosina in più avremmo meritato. Sì, grande emozione, perché comunque oltre ad aver raggiunto la Serie D vince una Coppa Italia Nazionale che ovviamente questo gruppo merita per la stagione che ha fatto, per la stagione che abbiamo fatto, ovviamente secondi in campionato, in finale nazionale, volevamo comunque concludere con una ciliegina e credo che oggi ci siamo riusciti. Non è un obiettivo che all'inizio comunque hai come, diciamo, la vittoria, poi ovviamente è stata... Poi non si preoccupi, normale. Poi ovviamente strada facendo capisci che comunque questa competizione ti può regalare la categoria, ti può regalare il salto di categoria, e credo che alla fine, come oggi è successo, è bello e ne valsa la pena comunque concentrarsi e mettersi veramente testa a questa competizione. Abbiamo la possibilità di avere quindi di centrocampo che stanno a fare sia la fase offensiva che la fase difensiva, quindi viene, diciamo, automatico e naturale comunque durante la gara, ovviamente vedi il risultato, e poi comunque noi ci siamo organizzati bene con i 15, ci siamo abbassati un po', però potevamo sfruttare qualche contropiede, potevamo sfruttare qualche ripartenza, perché alla fine loro ci hanno concesso gli ultimi 10-15 minuti di campo e quel campo doveva essere attaccato, però dai, ci siamo difesi bene, anche grazie comunque al parata del portiere, al calcio di rigore, vuoi o non vuoi un po' di fortuna ci vuole sempre. Campo vedete già tutto sistemato con il palco già arredato, sono già saliti tutti i giocatori del Paternò, manca soltanto il capitano che sta per ricevere dalle mani del presidente Giancarlo Abete il trofeo per il Paternò, un cammino veramente lunghissimo, iniziato nella fase regionale addirittura il 27 agosto nel primo turno con la Leonfortese, poi Ionica, Enna, tra l'altro con l'Enna è stato un testa a testa anche in campionato, ben 10 espulsioni totali nei 4 confronti complessivi tra campionato e Coppa, per far capire, e poi tutto il percorso fino alla finalissima. Eccola qua! Adesso tutta la squadra del Paternò, tutti i rossoazzurri pronti per sollevare al cielo, la vedete, la bellissima Coppa Italia Dilettanti. La finale regionale contro la Supergiovane Castelbuono e poi la fase nazionale per il Paternò contro il Boca Leadmo Calcio, Manduria, e la doppia semifinale contro il Teramo, squadra che tra l'altro era una delle più valide candidate, una delle favorite alla vittoria di questo trofeo, che invece è stato eliminato in semifinale proprio dal Paternò, che ha portato a casa poi con il gol di Asero la 75esima Coppa Italia Dilettanti. C'è veramente tantissima emozione, lo abbiamo visto, addirittura le lacrime scese sul volto dell'allenatore del Paternò Raciti, ma c'è veramente il riscatto di un popolo, di una città, quella di Paternò, che ha vissuto anni non facili, non solo dal punto di vista calcistico, ma oggi è una giornata per riscattarsi. Ha preso il trofeo in mano Giancarlo Abete e sta per consegnarlo nelle mani di Salvatore Maimone, ed eccoli qua i ragazzi del Paternò che alzano la Coppa al cielo della 75esima Coppa Italia Dilettanti. Ed è una festa che durerà ancora molto, e quindi la Salviatese esce con l'onore delle armi, ci riproverà magari l'anno prossimo, chissà, soprattutto per provare a tornare in Serie D che invece il Paternò ha conquistato e disputerà l'anno prossimo. Vedremo se ancora con in panchina Filippo Raciti, ma questa sarà una storia a cui pensare più avanti. Nel frattempo adesso Paternò si gode questa grande giornata di Coppa Italia Dilettanti.